Carissimi amici del canale YouTube e la pagina Facebook Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti gli iscritti ai nostri siti. Cari amici, finalmente ci voleva e finalmente è arrivata una bella vittoria. Il Napoli al Mapei Stadium batte il Sassuolo in extremis per 1-2. Benissimo, molto bene, ma un momento, restiamo con i piedi per terra, anche se abbiamo il diritto finalmente di goderci questa bella vittoria. Innanzitutto cominciamo a dire che il primo tempo è stato veramente disastroso, oserei dire addirittura per la rosa del Napoli scandaloso. Assolutamente nessun commento riguardo al primo tempo se non l'aggettivo scandaloso. Invece non so che cosa è successo negli spogliatoi, cosa Gattuso abbia detto ai calciatori, ma il secondo tempo il Napoli è sceso in campo con un'altra testa, con un'altra voglia e soprattutto ci ha messo finalmente l'anima, il cuore, quello che mancava a questa squadra da tantissime partite. E infatti il secondo tempo non c'è stata più partita. Il Napoli prima ha pareggiato, poi ha cercato fino all'ultimo istante la vittoria e al 94esimo, finalmente per giustizia divina, il Napoli vince la partita con un autogol. Sì, un autogol. Ma purtroppo anche in questa partita, in questa vittoria del Napoli, anche se il Napoli ha vinto, c'è da dire una cosa, c'è da dire che anche questa volta gli arbitri sono stati contro il Napoli. Sì, perché se il Napoli non avrebbe vinto in extremis questa partita, sicuramente avremmo tutti gridato allo scandalo. Invece io, anche se abbiamo vinto, allo scandalo ci grido lo stesso. Perché? Perché è impossibile che succede tutto contro il Napoli. Al Napoli è stato annullato un gol, una rete di Callecjon, giustamente, perché Callecjon, anche se di qualche centimetro, era fuori gioco. Quindi l'arbitro è andato al VAR, ha visto che era fuori gioco e giustamente ha annullato il gol. Ma poi, sulla trattenuta in aria, su Isai, che è stato letteralmente abbracciato in aria e al quale è stato impedito di saltare, che non significa che abbia preso o non preso la palla o che abbia fatto o non abbia fatto gol, ma è stato trattenuto in modo vistosissimo e l'arbitro, anche se eventualmente non avrebbe visto, aveva il dovere di andare a vedere alla VAR cosa era successo e invece no, si è completamente voltato dall'altra parte, mentre per annullare il gol a Napoli la VAR è stata puntuale come al solito. Quando c'è un calcio di rigore al Napoli gli viene assolutamente annullato il diritto di andare al VAR. E allora che cosa vogliamo dire? Di che cosa vogliamo parlare? Che il Napoli sino ad oggi con Ancelotti e anche la prima partita con Gattuso ha demeritato? È vero, troppo vero, ma si continua a derubare il Napoli. Chi è sportivo e ha visto la partita come tutte le altre partite in cui il Napoli ha subito gli stessi torti è veramente uno schifo. Quest'anno, mai come quest'anno, il Napoli è veramente stato messo sotto agli arbitri e alle VAR, perché il rigore su Isai era grande quanto una casa e il Napoli non era in vantaggio.
Quindi attenzione, è questo che dovete capire riguardo a quel rigore pazzesco non assegnato al Napoli, e cioè che in quel momento il Napoli non era in vantaggio e quindi se non avrebbe messo la palla in gol al 94esimo con un'autorete, dopo una bellissima azione e dopo tantissimi tentativi, il Napoli questa partita non l'avrebbe vinta, mentre quel rigore era sacrosanto anche questa volta. E allora, dicevo, è vero che il Napoli ha demeritato sino a questo momento, ma non meritava la classifica che si ritrova e non la meriterà nemmeno alla fine del campionato, perché per il momento sono 8 i punti di cui il Napoli è stato derubato, per il momento 8, vedremo sino alla fine del campionato, perché se questa squadra incomincia a giocare come ha fatto nel secondo tempo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, se Gattuso riesce a dare il cuore, l'anima a questa squadra, nel girone di ritorno ne vedremo delle belle, e chi ha dato il Napoli per sepolto e defunto si mangerà le mani, e allora ho paura che gli arbitri interverranno ancora di più come hanno fatto sino a questo momento. Quindi mettiamo 8 punti in più a questo Napoli in classifica, perché glieli hanno derubati, e vediamo il Napoli quale posizione occupa in classifica. E allora vuol dire che questa squadra ha tutte le carte in regola per ritornare il Napoli che ha fatto divertire e ha fatto sbalordire tanti presunti sapientoni del calcio anti-Napoli. Quindi io in questa partita, nel secondo tempo di Sassuolo-Napoli, vinta dal Napoli, quello che ho visto di importante è il cuore e l'anima, perché questa squadra i calciatori ce l'ha. Calciatori che sino a ieri hanno giocato senza la volontà di giocare, senza la volontà di vincere in Champions League solo per cacchi loro, ma se in campionato anche incominciano a metterci il cuore e l'anima, la grinta del suo allenatore, beh, cari amici, dopo queste festività natalizie, nel girone di ritorno ne vedremo delle belle. E contro l'Inter, la partita contro l'Inter, tutti che ci danno già sconfitti, ma perché il Napoli non può battere questa Inter? Bene, allora aspettate e vedrete, perché io sono convinto che il Napoli sta risorgendo. Beh, in 10 giorni, come ha detto anche Gattuso in conferenza, non si poteva guarire una malattia gravissima come quella che è subentrata tra i calciatori del Napoli. Ma sta per guarire questa squadra, non è ancora completamente guarita, ma sta per guarire, e quando sarà guarita vedrete se ci metterà il cuore e l'anima come il secondo tempo di Sassuolo-Napoli nel girone di ritorno, incominciando dalla partita con l'Inter, ne vedremo veramente delle belle. Quindi godetevi questa vittoria, fratelli partenopei e tifosi del Napoli, godetevi questo bel regalo di Natale che ci ha fatto il Napoli dopo tante sconfitte e umiliazioni. È un nostro diritto, ma soprattutto abbiate fiducia, ripeto, perché se il Napoli metterà il cuore e l'anima del secondo tempo del Mapei Stadium nel girone di ritorno, possiamo raggiungere l'obiettivo di un altro piazzamento in Champions League anche quest'anno. Che sia il secondo, il terzo o il quarto posto, poca importa, l'importante è riuscire in questo obiettivo.
Cari amici, io sono strafelice di questa vittoria, me la sono goduta e aspetto la partita con l'Inter per chiudere la bocca a tanti sapientoni anti-Napoli che ci danno sconfitti e sepolti prima di giocarla la partita. Se siete felici anche voi per questa vittoria e siete soprattutto fiduciosi per il futuro, mettete un like a questo video. Se non siete iscritti al canale YouTube e alla pagina Facebook Napoli è sempre bella, iscrivetevi, tanto che vi costa? Noi ci rivediamo e risentiamo ai miei prossimi commenti, al mio prossimo video. Un abbraccio a tutti e come sempre vi dico, al di là di ogni risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.